Oggi scopriremo chi è il portiere più forte della Ville Leeds 2026. Da una parte il trofeo più ambito da ogni portiere, dall'altra 3 sfidanti a contenderselo. Signori, lasciate subito 10.000 mi piace e scrivete qui sotto nei commenti il vostro portiere preferito tra i nostri candidati. E adesso andiamo un attimo a conoscerli. Sono la riserva del Napoli Creators. Sono qui perché Dario non c'è. Non faccio il portiere, ma mi sono distinto per grandi parate nella villa e voglio dire a lui soprattutto, ad Andrea Del Campo, che è meglio che vai a lavare i piatti e che devi stare attento. Io sono Andrea Del Campo, faccio il portiere, sono senza campo. Vi voglio dire solo una cosa: attento a te, Beagle. 4 sfide, 20 punti totali e 5 calciatori di fama internazionale a metterli alla prova. Ogni parata varrà un punto, ogni errore potrà costare veramente caro. Quindi signori, possiamo ufficialmente partire con la prima sfida del Guanto d'Oro 2026. Okay. Allora signori, la prima sfida sono calci di rigore. Ogni calciatore di fama internazionale calcerà un rigore a testa per ogni portiere. Sono 5 rigori. Il maestro deciderà l'ordine dei portieri. Chi sarà il primo, maestro? Allora Gio, non posso esimermi, dato che Antonio è in riserva, lo lasciamo scaldare un altro po' la sedia. Domenico guarda il primo, ci chiama Andrea. Del Campo Andrea. Ritorno della maglia Turchia. Bene, prego. Golazo! Andrea Del Campo mi conosce molto bene, infatti ho timore, ragazzi. Secondo me potrebbe essere un potenziale vincitore. Non ci credo, non ci credo! Ci giochiamo la vita qua. Ci giochiamo la vita qua. Faglielo ribattere, è partito prima. A parte che è Bosgonfio quel pallone. Allora io già vi informo che Andrea Del Campo, anzi Del Campo Andrea al primo punto guadagnato. Regalato. Guadagnato. Rigorista del Napoli Creators. Bella di rigori, quindi vediamo. Bene. Faglielo pure oggi. Altra parata. Andiamo Anto con il suo sinistro. Spiazzato. Applaudi. Vai Mirko. L'ultimo della serie. L'ha buttato fuori lui il pallone. E quindi Un punto in meno per poter tornare fuori. 3 punti per Andrea. Te la senti? Sì, dai. Vai, se la sente il Beagle di Mugnano. È stato proprio il portiere. C'è il critico d'arte spagnolo. Non ci credo, ragazzi. No, ma è regalato. 2 rigori su 2 parati dal Beagle. Attenzione. Ermocio. Che gol. Che gol. Tu mo non potevi mai sbagliare. Mai. Ti prego, quanto? Speranze da questa parte. Vediamo Anto. Regalato, dice Andrea. Ma Mirko! Ha fatto una bella parata. Che parata! Al momento è in vantaggio il Beagle. Andò. L'abitudine di stare in panchina. Allora, sapendo che noi siamo scarsi, quindi il pallonetto io lo posso fare, lui si aspetta che noi tiriamo piano, quindi ha il tempo di buttarsi e pararla. Ma io tirerò talmente forte che non riuscirà a calibrare il tutto. Stessa pressione della Naples League, signori. E magari... Ultimo portiere, c'è Antonio Pisco. Regalato qua. Raga, tolgo la ragnatela. È il turno di Ildiz. Che bello! Oh, ma è nel prime. Ma io... Ragnatela L'avresti presa? No, sono diciamo per ora primo. Lui c'ha l'anca. Vediamo, parte Sciale. Boom! Gol? Questo no. Io ho detto che segno così, ho sempre mano punti. È ovvio che devi sperare che segni, stanno tutti quanti contro, non Io mi guardo il mio, capito? Questo tipo aveva Vabbè, però ci ha provato a metterla all'incrocio. Vabbè, era un pallonetto. E allora è pronto Mirko, parte l'ultimo della serie. Guarda Antonio, non si è proprio scomposto Antonio. Va bene così. Perfetto signori, si conclude questo primo round di calci di rigore e in vantaggio il Beagle, come state vedendo da questa classifica. Siamo solo all'inizio, c'è la seconda sfida, shootout. Stavolta voglio un attimo invertire l'ordine. Voglio far partire il Beagle perché attualmente è quello in vantaggio e quindi voglio che la pressione possa giocare un brutto scherzo su di lui. Vediamo come risponderà. Il turchese Tatino. Vediamo, Tatino parte. Bello, Tati, bravo. Ha intuito, oddio, questo è forte. E non è portiere. È stato bravo. Vediamo il secondo calciatore internazionale. Di punta? Vediamo se andrà Vediamo. con la sua mossa Buona preferita. Vai, Mirko. Parte Mirko. Va bene, ci ha provato, va bene.
Ma fatti, scusate ragazzi, bene, ma va bene. fatti. Vediamo il rigorista, anzi lo shootatista del Napoli Creators. Lingua da fuori e via. Bellissimo gol di Cucureia. Tanto, confida in te. È il turno di Anto. Guardate come lo guarda, è il portiere. No, Ha cercato il tunnel, o mi sbaglio, Anto? Linea. provo il tunnel. no, Linea? no. Va bene, Provato. È in linea. va bene. Andiamo, dai, un gioco da ragazzi per me. Occhio a Kylian. È lunga, avanza. Occhio a Le Kylian. Le Kylian. Che parata. Che parata del Bigo. Bravo lui, vero? Alla Buffon, voglio la parata. Quindi passiamo la palla alla riserva. Vediamo come risponderà. Può partire Tatino Ildiz. Esce Antonio, deve stare attento. Però Bravo Tati. Andiamo. Aveva presa. challenge sui portieri con questi giocatori bene, Vado! È il turno di Mirko F che attua una strana tecnica. Se la alza forse per andare al volo. La para Andrea, il pallonetto. Antonio. Andrea. Tra poco Andrea, vediamo. Andrea, ho solo una domanda. Tu in questo momento stai sentendo pressione? Niente, maestro. Per niente proprio. Dove tiro? La apro o la chiudo? Apri. È il turno del Mocio che parte. Conosce molto bene questa sfida. Paratona della riserva. Comunque grande sfida per i portieri, con giocatori di spessore. È il turno di Declan Rice. Dai, Tutte le- Declan. Tutte le speranze. Dai Declan. Su di lui si ferma. Ma qui è bravura anche del portiere, devo dire la verità. È l'ultimo di questa serie. Cucureia. Tutte le speranze sullo spagnolo. Nemmeno fuori, Ottimo andamento sia del Beagle che della riserva, devo essere sincero, entrambi 4 punti e l'ultimo portiere a dover subire i 5 tentativi di shootout, Andrea Del Campo. Vediamo cosa succede. Bene. Tatino, che oggi è molto in forma, parte, bassa la testa. Maronna, che bello giocatore! Dai Andre, Mocio. come se fossimo in God League, dai. Dai, la conosci bene questa sfida, Rocio. Dai, vediamo se purga Del Campo. Guardate come lo guarda. Esce Del Campo. Bravo Andre. Sono bravi, oggi sono bravi. Parte l'inglese col suo mancino. Vai! Grazie papà. Golasso di Declan Rice. Mirko, facci sognare. Si abbassano gli occhiali. Vediamo questa cosa vuol dire. Parte Questa cosa Mirko parato. Abbiamo parato anche un altro pallone qui, Pensi Andrea, questo shoutout del tuo fratellone? Buon sangue non mente. Vai Cucureia. L'ultimo, ancora lui, ancora lo spagnolo, ancora Cucureia. No. Devi ripetere questa cosa, Andrea, cosa ti senti di dichiarare? Devo essere sincero, mi stanno stupendo i 3 portieri in gara per il guanto d'oro del 2026. Bravi loro, ma non è finita qui, siamo soltanto al secondo round. Quindi passiamo alla terza sfida, che è la Two Touch Challenge, che conoscete molto bene. Quindi dentro Comincio io. con la riserva a porta. Volevo solo dire che io le faccio con Oliva queste challenge. Chi è Oliva? Chi? Bella palla qui per il Bocio, che è il primo ad andare alla conclusione. Bellissimo! Mocio, che golasso! Non posso esimermi da farti una domanda. Lui in questo momento doveva lanciarti, tu devi stoppare e tirare, ma hai sentito un minimo di pressione? Bravo Andrea. Anche con un portiere del genere. Mezza puzzetta. Andiamo Tatino. Con cosa ci delizierà? E al limite! Tiraccio, parata, prima punto. Mi dispiace per voi. Vediamo Cucureia. È un po' distante qui, come si distende il gatto? Posso dire la prima vera bella parata di questo video. Ed è l'ultimo, no, il penultimo a calciare qui. del Vediamo ultimo di questa serie, Mirkov. La stupa discretamente bene, forse si mette in una cunetta il pallone. Un po' difficile il tiro.
Ragazzi, si è impegnato il portiere, eh? Allora mi hanno insegnato che bisogna abbassare il corpo quando bisogna tirare. Ci siamo del campo Andrea, parte il primo touch. Vediamo Hermoso che abbassa il corpo, forse un po' troppo basso. Prima parata per del campo Andrea. Di solo che lo sto. Passa il corpo, dati. Secondo tentativo. Tatino! Volaccio di Andrea del campo. Tra gli applausi. Stop fa il 50% del tiro comunque, ragazzi. Dai, to, corpo basso. Andiamo Anto. Bello qui lo stup, se la porta avanti bene. Bella parata. Bravo Andrea. Bella parata. E vediamo adesso lo spagnolo. Enzo Fernandez. Bravo Andrea. Telefonato, tiro là, guarda. Vado io. Bravi loro. Attenzione che Andrea il campo può fare un plan. Vero? Clean sheet non te lo faccio fare. Ma secondo me c'è la Colombia comunque, Andrea. Vediamo il colombiano Andrea Porta, se riuscirà a fare questo clean sheet con Mirko! Clean sheet non si fa. Ecco il primo to touch per il Beagle. Destro di Antonio col sinistro! Paratona, questo andava nel palo. Paratona di Luna. Intelligenza, vi si è buttato lo stesso pure se era fuori. Vediamo. Tatino, fai La gol, dà fai gol. bene, la dà bene qui. Bella palla per Tatino. Arriva anche lui al limite. Che mozzarella che ha tirato. Bisogna essere anche fortunati, vedi? Dai Andrea, ti prego, Andrea. Vai Mocio. Terzo tiro. Signori. Andiamo. Corpo basso. Hermoso. Bravo Andrea! Zero pressione. Anche quando mi alzo la mattina. Penultimo di questa serie. C'è Amico. Mirko. E va il Oh, tiro. l'ha spiazzato! Ho spiazzato. È l'ultimo. Cucù. La stuppa male qui. È quasi un tiro da fermo. Si è fermato proprio. La parata. Bravo Tome! Signori, il nuovo portiere del Napoli Creators. Altro che Dario, altro che Prisco. Eccolo lì. Domenico Tito. Siamo arrivati all'ultima sfida. Didona per il momento è in vantaggio di un solo punto, quindi sarà l'ultimo ad andare in porta. Colpi di testa, sempre un tiro a testa per ogni calciatore. Vediamo chi vincerà questo guanto d'oro. Parte la Turchia che è la più alta. Centrale. Secondo tentativo per Mirko. Bravo. Bella incornata. Vediamo Declan Rice. Vediamo Hermoso. Controtempo, bravo Anto. Calcio d'angolo, vediamo Cucurella che è come una paella. I due applaudono perché sanno che questo è un punto molto molto importante che non fa. Tatino! Che parata! Questa sotto la traversa. 3, 2, 1. Prima è andato vicino al gol, vediamo adesso Hermoso! Che fa gol. Calcio d'angolo, vediamo invece Mirko! Anche lui sul primo palo. È turno di Declan! Gol! Non ci credo, non me l'aspettavo questa. In finale non me l'aspettavo. Andiamo Cucurella! Bravo! Allora è il turno di quello che è attualmente in vantaggio. Se dovesse pararne 3 vince matematicamente. Quindi vediamo. Vediamo Ildiz se stavolta la prende con la testa. Vediamo cosa succede. Mbappé. Oh, ma non puoi avanzare, oh! No, è avanzato, non Non puoi avanzare, se noi siamo scemi che siamo in porta noi. Giova, dai. Oh! Vediamo Mirko se gli regala il guanto d'oro in questa azione. Sì! Calma, calma. 3, 2, 1. Vai Declan. Non ci credo, signori! Non ci credo! Ma voglio pagare pure l'ultimo. È arrivata attualmente la matematica, però vuole sfidare qualsiasi cosa. Vediamo anche l'ultimo tentativo. Quelli fanno i portieri. Vai, Jens. E ha parato anche questa. Viene colpito. Dai. Dai. Dai, non c'è storia. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Allora, il guanto, non ho bisogno. No! E chi se lo aspettava? Didona, guanto d'oro. No, ma la domanda è una. Se
Già prima di questa sfida Prospera riserva. Ora anda in tribuna praticamente. E quindi, signori, il guanto d'oro della Villa Eliz 2026 è il Beagle! Per te che vedo un applauso lui. Tocco un No, fra. Perché la voleva vedere lui. Quindi ragazzi, finisce qui il guanto d'oro della Villa Eliz 2026. Spero vi sia piaciuta l'idea, il video. Lasciate tanti mi piace. Supportiamo il nuovo portiere della Villa Eliz. Comunque un applauso anche al conduttore perché sta facendo anche ben strutturati, devo dire la verità, bravo. Signori, il rappresentante alimentare Brasiliano. Grazie mille, questo ovviamente è tuo. Lasciate tanti mi piace, iscrivetevi al canale, non solo il mio, anche a tutti quelli che trovate in collaborazione. Seguiteci sempre e consigliateci altri video. Noi ci vediamo in un prossimo video. E Waiuccia!